Mister, sta arrivando un derby molto importante, vi dividono pochissimi punti in classifica, come la sta preparando? Per quanto mi riguarda è un derby importante che io sento, è normale perché l'ambiente lo sente, diciamo che le partite sono tutte uguali, quindi bisogna affrontarle come affronteremo qualsiasi altra partita. Siamo in un periodo molto positivo perché veniamo da 5 vittorie consecutive, eravamo un po' attardati, però ci siamo rifatti sotto e siamo a 2 punti al Villanova, quindi è una partita molto importante. Posso dire che si parla di partite decisive, secondo me non è una partita decisiva perché siamo con domenica, mancano 12 partite alla fine, sono 36 punti in palio, quindi c'è ancora un'eternità qui alla fine, può succedere di tutto. Quindi è una partita che giocheremo come partita secca, come un derby e lo vivremo così. I ragazzi come li vedi in questo periodo? Ma diciamo che li vedo molto bene, sono stati molto bravi a fare quello che hanno fatto, perché naturalmente dobbiamo sempre partire dal presupposto che i protagonisti principali sono i giocatori, non sono gli allenatori. I ragazzi sono stati molto bravi a riuscire a portare in campo un'identità ben precisa di squadra e questo ci ha premiato molto, insomma. Si aspettava una stagione così quando è arrivato? Quando sono venuto qui, diciamo che sono venuto in corso d'opera perché sono 8 partite che sono qui, quindi abbiamo fatto una sconfitta la prima partita, no, 7 partite, una sconfitta la prima partita, 2 pareggi e 5 vittorie consecutive. Mi aspettavo di riuscire a recuperare, certo che me lo aspettavo, sono venuto qui con molto entusiasmo e con molta voglia di fare e dopo i ragazzi diciamo che sono stati bravissimi, quindi, però niente è fatto perché abbiamo partite secche tutte le domeniche e domenica è un'altra partita secca. Come si batte il Villanova? Eh, Se lo sapessi farei fare esattamente quella cosa lì alla mia squadra, però diciamo che è una partita da 1x2, non si possono fare previsioni, quindi è una partita importante e speriamo di avere un bel pubblico, che è la cosa principale, speriamo di divertirci, speriamo di far bene tutte e due le squadre, spero che facciano una buona partita perché diciamo che non è che io ragiono sul fatto che gli altri facciano male, no, ragiono sul fatto che parlo solo della mia squadra e spero che sia una bella partita per tutte e due. Bocca al lupo. Viva il lupo! Mister, sta arrivando un derby molto importante, vi dividono pochissimi punti in classifica, come la sta preparando? Per quanto mi riguarda è un derby importante che